in collaborazione con Buon pomeriggio dal Comunale di Castello di Godego, buon pomeriggio per questa prima gara dei playoff. Siamo alla fase regionale, il primo turno, e oggi con inizio alle 16:30 in campo andranno Godigese contro Conegliano. Signore e signori, buon pomeriggio da parte di Mirko Villanova, in cabina di regia Vincenzo Russo, e allora godiamoci e apprestiamoci a godere di questa partita. Ci auguriamo naturalmente che siano bei 90 minuti di gioco. Vediamo se sarà necessario al termine dei tempi regolamentari, se perdurerà il risultato di parità, si andrà ai tempi supplementari. Saranno 2 tempi supplementari di 15 minuti cada uno, e in caso di ulteriore parità sarà dichiarata vincente la società che è risultata in miglior classifica, in miglior posizione di classifica al termine del campionato, e in questo caso possiamo dirvi che era appunto la Godigese. Questo per quanto riguarda l'introduzione di questa gara. Arriviamo dopo una serie di partite che hanno dato sicuramente a questo campionato l'etichetta di uno dei più bei campionati dell'eccellenza degli ultimi anni sicuramente, e arriviamo dopo l'ultima gara che abbiamo seguito tra l'altro in diretta, una gara doppia per noi di streamingsport.it, una gara doppia che ha visto di fronte appunto la formazione del Calvinoale e della Godigese, con la vittoria del Calvinoale per 1-0 e vittoria del campionato proprio sul filo di lana, mentre l'altra partita era San Donà Conegliano in vantaggio fino ad un certo punto della gara, poi il pareggio del Conegliano che ha costretto in pratica a farsi fuori, diciamo, dai giochi di possibilità di vincere il campionato appunto il San Donà, e ha costretto il Conegliano, che cercava il secondo posto in classifica per evitare questo primo turno dei playoff, ha dato un risultato di parità che ha portato per l'appunto ad affrontarsi Godigese e Conegliano quest'oggi, e la vincente tra Godigese e Conegliano affronterà il San Donà di Piave nel turno successivo, ovvero domenica prossima in quel di San Donà di Piave. Sarà un'altra domenica piuttosto interessante, piuttosto complicata, e vedremo quello che succederà, vedremo quello che riusciranno a fare i giocatori che tra poco vedremo in campo qui nello splendido rettangolo di gioco di Castello di Godego, un manto erboso perfetto, non ci sono buche, non ci sono delle difficoltà per i giocatori. Qui si deve giocare bene e basta, e quindi ok, andiamo a vedere anche le formazioni che i due tecnici hanno schierato e si apprestano a mandare in campo. Cominciamo dalla formazione del Conegliano, che Stefano Andretta ha sistemato in questa maniera: questo l'11, Rallo, Faccioni, Mosca, Perosin, Sommacal, Granziera, Faraon, Dassier, Urbanetto, Paladin e Cima. È un Cima che ritorna nei primi 11 dopo aver avuto notevoli problemi fisici. Fortunatamente sembra essere recuperato e in grado di entrare in campo fin dall'inizio agli ordini di Stefano Andretta. In panchina Andretta porta Zuan, Vuanello, Masoc, Cais, Doria, Magli, Floris e Guizzo. Sono giocatori piuttosto importanti, giocatori che hanno dato sicuramente molto quest'anno al Conegliano, come Masoc, come Cais, come Doria sicuramente, e come anche i giovani Magli e Floris. Vediamo una formazione adesso della Godigese. Mauro Conte manda in campo questo 11: Bisetto, Dell'Andrea, Pilotto, Pinton, Pellizzer, Baggio, Favero, Donà, Pozzebon, Oudab, Garbuio. Questo l'11 in panca con Mauro Conte, Gottin, Alberton, Barbieri, Bedin, Miniati, Sciucolli,
Pilotto, Gebril, Parise, non nei primi 11, Miniati che ha avuto qualche problemino in settimana, quindi non è stato schierato dal tecnico Mauro Conte. Arbitrerà l'incontro il signor Giovanni Gallo di Mestre con il primo assistente che è il signor Nous Halvar di Padova e l'altro assistente è Matteo Anese della sezione di Portogruaro. Queste le formazioni. Questa è la gara che tra poco andremo a commentare e a vedere in campo e naturalmente ci auguriamo che risulti una bella gara e una bella giornata di calcio. Squadre ancora negli spogliatoi per il momento, quindi attendiamo l'uscita delle due compagini. È una gara che allunga in pratica il campionato, una gara che porta a vedere in campo Godigese e Conegliano quest'oggi, mentre domenica prossima il San Donà in casa sua attenderà la vincente di questa partita. Quindi allungheremo ulteriormente poi perché ci saranno gli spareggi di promozione per la Serie D con andata e ritorno il 26 maggio ed il 2 di giugno e il Veneto B affronterà il Piemonte naturalmente con questi spareggi che chiaramente sono un allungamento ancora del campionato e se vogliamo appunto per chi la mette sul piano economico un allungamento per le società perché insomma devi pagare i giocatori per un altro paio di mesi e quindi si allunga un po' il tutto anche se magari questo dovrebbe passare in secondo piano insomma sul bilancio di una compagine di una società. Mauro Conte che ha salutato i suoi ragazzi che si siederanno in panchina. È un Mauro Conte che abbiamo visto piuttosto teso in quel di Noale un paio di settimane fa. Oggi lo vediamo forse un pochino più calmo e tranquillo. Non ha a questo punto, possiamo dire, nulla da perdere, ha due risultati utili, vincere e pareggiare, quindi chi sta un pochino meglio un pochino peggio sotto questo profilo sono quelli in maglia bianca che vediamo entrare adesso inquadrati dal nostro cameraman ed è il Conegliano appunto di Stefano Andretta. Ecco le due formazioni in mezzo al campo, non avremo nessun problema a vederli, a riconoscerli perché maglia bianca, completa maglia bianca per il Conegliano con il portiere Rallo in colorazione rossa, mentre il portiere Bisetto, uno dei migliori del campionato, in completo verde e invece completo blu la formazione di casa, ovvero la Godigese. È tutto pronto per dare il via a questa gara e sono arrivati anche i sostenitori della Godigese che appoggiano e hanno appoggiato durante tutto l'anno appunto la formazione di Mauro Conte, scambiati i soliti rituali a bordo campo e a centrocampo. Si va ad inquadrare adesso la formazione, ci saranno le foto di rito, mi pare, sì, eccoli qua, i bianchi del Conegliano tutti in fila unica, quindi tutti in fila unica per quanto riguarda lo schierarsi in campo e ecco invece la formazione del Godigese schierata regolarmente anch'essa per le foto di rito. Pubblico diciamo delle migliori occasioni qui a Castello di Godego, si è tornato a riempire la tribuna con parecchie persone anche in piedi e allora tutto è pronto per dare il via al match, un match che apre le porte o cerca di aprire le porte naturalmente per conquistarsi uno spazio in Serie D. Partita la gara ed è la prima palla giocata dalla formazione di casa dalla Godigese con il numero 5 Pellizzer che manovra palla, lancia subito sulla sua sinistra, un lancio lungo che mette in
in difficoltà dell'Andrea, probabilmente per il sole che gli batte contro, e quindi palla che è un pochino troppo alta forse, e quindi palla che scivola via in fallo laterale. Prima rimessa in gioco con le mani per il Conegliano, che va sull'appoggio cercando Paladin, non lo trova, ed era il pallone che va verso Bisetto, che va al rinvio lungo, non passa la metà campo però, e allora eccolo qui Paladin che viene a riprendersi palla, poi la perde, ancora anticipato dell'Andrea, quindi nulla di fatto, e allora la palla che va, ancora si viaggia a centrocampo con la compagine di casa, sempre dell'Andrea che manovra con Obudab che prova a ragionare, va indietro da Pellizzer che a sua volta va su Baggio, si scorre la palla in orizzontale con Capitan Pilotto che la gira tutta dalla parte opposta per quanto riguarda le nostre vediamo le azioni da seguire, con questa palla lanciata lunga ancora sulla fascia destra del campo, palla riconquistata in un primo tempo dalla Godigese, e poi il colpo di testa da parte del difensore Mosca del Conegliano che riguadagna la palla e con la rimessa in gioco con le mani prova a rigiocarla. Ancora Mosca che cerca di andarsene, subisce il fallo, l'arbitro lascia correre, tutti si fermano, però l'arbitro non aveva fischiato e allora riprende palla ancora il Conegliano, ancora Mosca sempre sulla fascia destra del campo, la butta via, la scaraventa in avanti, la riconquistano quelli del Godigese, c'è il fallo, a terra un uomo della Godigese, viene richiamato Marco Dassier, soltanto verbalmente era Pozzebon che è il capocannoniere di questo girone, Pozzebon che è andato a terra sul fallo di Dassier. E allora Oudab con il rinvio, o meglio con la punizione da battere per questa palla, la finta solita la mette dentro invece il numero 4 della Godigese, poi Oudab cercava di riconquistarsi palla, riparte Paladin ancora sulla fascia destra del campo cercando di conquistare palla e di tenerla, non ci riesce, palla che termina in fallo laterale e allora può dell'Andrea giocarlo con le mani, anzi, e poi la cede al numero 5 Pellizzer che va indietro da Baggio in orizzontale ancora sul capitano Pilotto tutto dalla parte opposta per trovare il numero 4 scusate, Pinton, Baggio che sventaglia a lungo ancora, palla nuovamente messa sulla fascia, ma c'è Perosin che esce con il pallone tra i piedi e può spingere in avanti i suoi cercando di impostare un'azione che viene immediatamente bloccata, nulla di fatto, riparte il Conegliano, quantomeno prova sulla fascia destra del campo a spingere la formazione di Stefano Andretta che è fermo davanti alla sua area di competenza, e la stessa cosa c'è per Mauro Conte. Attenzione, palla che non la tocca nessuno, arriva c'era il giocatore Baggio che ha aspettato l'uscita di Bisetto, lo ha agevolato, lo ha coperto e poi ha fatto sì che il rinvio arrivasse sui piedi di un giocatore dell'Andrea che va ancora a trovare uno dei giocatori con più esperienza, Baggio, che sventaglia ancora sulla fascia sinistra, ma ormai mi pare che abbiano capito quelli del Conegliano queste sventagliate a destra e a sinistra con sempre i colpi di testa vincenti. Ancora sulla fascia, perde il momento giusto per tentare di metterla dentro, la mette dentro in seconda battuta. Attenzione a queste fasce che devono essere coperte un attimino. C'è il fallo forse su Pozzebon, l'arbitro lascia correre in due contro uno, l'arbitro giudica che non c'era il fallo e allora lascia andare, può giocarla per una rimessa in gioco con le mani ed è Capitan Pilotto che prova a far viaggiare i suoi, partita che chiaramente 4 minuti e 49 minuti è ancora sullo 0-0, ci mancherebbe, bisognerà aspettare qualche cosina prima che le due squadre provino ad allungarsi e provino a
provare ad impensierire la retroguardia ospite. Perde palla la Godigese nel tentativo di ripartenza e allora si propone, chiama palla Paladin ed è il colpo di testa di Baggio che termina questa azione. Paladin è un 94 e nonostante tutto è uno dei giocatori più esperti della formazione del Conegliano, visto i suoi trascorsi, visto i suoi passati. Oudab che dà per il numero 4 Pinton, che mette ancora su Oudab sulla fascia destra di competenza, va giù Oudab, poi trova il raddoppio in marcatura anche di Mosca che gli mette il pallone in fallo laterale e allora si potrà riprendere a giocare al quinto minuto di gioco con questa rimessa in gioco di cui si avvede e di cui si incaricherà Baggio, che se non ricordo male ha una rimessa lunga e quindi farà correre i suoi e la palla arriverà all'interno dell'area di rigore. Così è, il colpo di testa aveva cercato di saltare un giocatore del Conegliano, poi la prende ancora, attenzione per questo rischio pagato dal Conegliano con il tentativo di Garbuio che ha messo dentro questa palla, non ha trovato nessuno in mezzo ed è sfumata qui questa azione pericolosa della Godigese. È pronto il rinvio di Bisetto lungo oltre la metà campo, il colpo di testa di Pozzebon che spizza per cercare Oudab, ma nessuno dei due, né Oudab né Garbuio, si sono trovati pronti e allora può ripartire ancora la formazione del Conegliano, fermata subito dalla compagine di casa. Può ripartire con Baggio che guarda la posizione dei suoi, la dà subito a Pellizzer, alza la testa Pellizzer, viene a prendersi palla Dell'Andrea continua sulla fascia imperterrito, è marcato in prima battuta da parte di Paladin, poi ha la meglio anche su Mosca, poi invece si ferma e non riesce a controllare più il pallone, allora nulla di fatto, può ripartire la formazione in maglia bianca, ovvero il Conegliano, con Perosin che controlla, alza la testa, guarda la posizione dei suoi, viene a fare sponda Urbanetto la lascia però male perché non c'era nessuno dei suoi dietro, allora Oudab che può entrare in area, poi il colpo fortunato anche di Mosca che riesce in ogni caso a fermare l'azione pericolosa di Oudab che avrebbe potuto continuare all'interno dell'area di rigore. E allora vediamo adesso come si sviluppa questa azione sulla fascia sinistra del campo, va giù fino in fondo, ancora Pinton con questo pallone, la mette dentro, la lascia andare Garbuio, la lascia passare Garbuio, ma non c'era nessuno dietro di lui e allora il tiro se non erro di Donà. Sì, Donà è andato al tiro che sorvola alto la traversa di Rallo che controlla il pallone e lo offre a Somacal che prova a far ripartire i suoi. È un po' quello che ci aspettavamo, insomma, c'è la confusione nel reparto difensivo del Conegliano, perde palla in malo modo. Vi dicevo, ci aspettavamo questo tipo di partita, insomma, con la Godigese che avrebbe provato subito a spingere un po' sull'acceleratore, non però aprendosi e non dando spazi alla formazione di Stefano Andretta. Ancora la formazione della Godigese in avanti tutta, sempre sulla fascia sinistra del campo, trova spazio in mezzo, attenzione con il tiro insidioso ma fuori Dell'Andrea che continua a proporsi, bisogna tamponare per quanto riguarda il Conegliano, deve tamponare questa fascia destra perché Marco Dell'Andrea è uno che la fascia la fa e la fa parecchie volte in una partita e quindi sarà veramente da controllare in maniera un pochino diversa da come hanno cominciato i difensori del Conegliano. 9 minuti e 13 secondi di gioco, sempre il risultato di 0-0 qui a Castello di Godego. Palla che viene toccata ancora dal capitano, poi indietro per Baggio e allora la linea orizzontale, attenzione al rischio di non perdere palla lì, Pozzebon di petto molto bene indietro per Oudab che si accorge che non c'è nessuno, bravo, applausi arrivano anche dal numero 2 Dell'Andrea perché ha rischiato di avere questo traversone che sarebbe andato un pochino lungo visto l'intenzione appunto di Oudab. Ancora sventagliata di Baggio dalla parte sempre opposta al suo campo, e cioè Favero che riesce a metterla a terra questa volta, ritorna palla su Baggio, alza la testa,
viene a pescarsela, viene a prendersela Oudab, fa bene, ancora il tentativo di passaggio su Marco Dell'Andrea che arriva adesso Dell'Andrea che deve però fermarsi perché è controllato. Pinton, tutto dalla parte opposta per il capitano Pilotto per Baggio. Adesso vogliono fare uscire, quelli della Godigese vogliono fare uscire in marcatura la formazione del Conegliano. Attenzione a questa entrata del numero 2 Marco Dell'Andrea. Quelli del Conegliano avevano protestato, volevano il fallo, così non è stato, e allora c'è Mosca che prova a far viaggiare Perosin che trova il contrasto vincente da parte del giocatore Oudab del Godigese. Palla lunga ancora verso l'area di rigore, se ne va fuori, può riprendere, può viaggiare, vediamo se la tiene. C'è Perosin subito in marcatura aggressiva su Oudab e quindi poi c'è da vedere anche fino a quando la carta d'identità di Perosin gli permetterà naturalmente di viaggiare a questa velocità, e quindi attendiamo naturalmente anche di vedere che cosa si inventerà Andretta in mezzo al campo lì per cercare di contenere. Buona questa palla messa giù da uno dei migliori giocatori del Conegliano, ed è Sommacal. Dietro ha fatto un stupendo campionato quest'anno, quindi bene per lui. Ancora Granziera la lancia a lungo, c'è l'anticipo di testa di Capitan Pilotto, molto bene. Palla però che viene riconquistata dal Conegliano, maglia bianca che vengono in avanti, ancora con Mosca che vuole spingere in avanti e cede palla per Paladin che converge, Paladin che gira tutto dalla parte opposta, è buona l'intenzione, un po' corta, però ci arrivano adesso, ha perso qualche cosina con Faccioni che prova a spingere ancora sulla fascia destra del campo, Faccioni che sta per ricevere palla, no, poi si mette in proprio, mette dentro questo pallone e c'è la protesta di Paladin. C'è la protesta di Paladin perché dice di essere stato trattenuto, ma non c'era assolutamente niente, insomma era un classico scontro di gioco in mezzo all'area. Adesso Paladin sta parlando con l'arbitro, il signor Giovanni Gallo di Mestre, ma non vedo e non ho ravveduto nessun grosso problema in questa azione. Lo stesso Paladin che va dalla bandierina per cercare, vedo soltanto maglie, ecco le maglie bianche che arrivano adesso all'interno dell'area, cerca di girarsi al volo, l'intenzione poteva anche esserci, però c'è il fuorigioco di Paladin e la palla poi viene lasciata andare sul fondo campo. Niente da fare, azione giocata un po' così, un po' in modo particolare, questo calcio d'angolo mal sfruttato, dico io, da Paladin e dal Conegliano che era rimasto tutto fuori, era probabilmente uno schema, tutto fuori dall'area di rigore, poi sono entrati e hanno cercato il tiro dalla lunga distanza, palla che comunque è terminata fuori, e allora riparte la formazione di casa. Mosca, anche lui, ottimo campionato per lui. Per quanto riguarda il Conegliano, che lo ricordiamo è una neopromossa, quindi è una formazione che è andata a giocarsi, diciamo, un campionato e una stagione veramente interessante. Perosin voleva palla, ma Oudab l'ha bloccata con la mano, con il braccio, e allora la palla è per Perosin che vuole che Oudab si allontani. L'arbitro non è di questo avviso, lascia giocare. E allora sempre con Mosca che spinge ancora, è bello il traversone, è molto bello questo traversone veloce e violento messo dentro da Mosca. Non c'è stato però nessuno in grado di tentare un colpo di testa o un tentativo di tappin al volo. E adesso il capocannoniere del torneo va per le terre, Pozzebon a terra con la marcatura che non guarda in faccia a nessuno, quella di Sommacal. Sarà un bel duello questo tra Sommacal e Pozzebon quando si incontreranno dalle parti di uno e dell'altro, e che comunque questo Pozzebon ha fatto bene quest'anno, pensate che è un 2000, quindi è un giocatore insomma che ha ancora parecchia strada da fare, e già quest'anno ha dato un input per quanto riguarda i suoi gol, i gol segnati, i gol che sono serviti naturalmente alla formazione di Mauro Conte.
In avanti ancora la formazione della Godigese, che prova a muoversi sempre sulla fascia sinistra del campo in due, con Oudab che va in appoggio, poi vede l'arrivo molto bene tutto dalla parte opposta con Dell'Andrea. Dell'Andrea ancora per il numero 4 Pinton, il tiro non riesce, poi c'è ancora il pallone che rimane dell'Andrea. Protestano un po' tutti, protestano quelli del Conegliano perché volevano il fallo. Palla che va sul fondo e palla che viene deviata, quindi c'è il calcio d'angolo per la compagine di casa. Non se ne incarica Baggio, ma batte Pinton, solito discorso 1-2 con Oudab, arriva Baggio che lo dà indietro, il tentativo a giro di Pinton. È bella questa palla, il Conegliano deve stare attento, però deve stare attento a non concedere troppi spazi ai tiratori della Godigese. Buona comunque l'azione della Godigese in questo caso. Conegliano ancora all'impostazione, colpo di testa, colpo di petto, blocca lì la palla Urbanetto, poi non riescono a ripartire quelli di casa. E allora è il Conegliano che adesso si propone sulla fascia, il tentativo di andare in mezzo, non c'è nessun fallo. Capitan Pilotto, Baggio per Pinton, indietro per Bisetto, rinvio lungo oltre la metà campo, la spizzata di Oudab, poi arriva Pozzebon a fare sportellate in due contro il centravanti di casa, va per le terre, guadagna l'ennesima punizione Pozzebon, giocatore che è venuto e viene a prendersi palla a metà campo e ha costretto la retroguardia del Conegliano a seguirlo e poi a commettere fallo, e quindi nulla di fatto, si riparte con una punizione ancora da parte della compagine di casa. Sono 17 i minuti trascorsi qui al Comunale di Castello di Godego, splendida giornata di sole, non fa caldissimo, c'è una leggera brezza che aiuta un pochino anche coloro che stanno giocando, i 22 in campo. Attenzione, palla che viene messa a terra dalla Godigese, il tentativo di Garbuio di andarsene in qualche maniera a far arrivare la palla a Dell'Andrea, che allora ci prova a servire Pinton per Garbuio, che in qualche modo riesce a prendersi palla, ad evitare l'uscita dal fondo, e allora costringe Mosca e costringe il Conegliano ad effettuare una rimessa con le mani, e quindi possibilità di marcature alte, come in questo caso c'è lo stesso Baggio e Pilotto che stanno alzando la linea, per tenere alti i giocatori del Conegliano. Non riesce a prenderla Paladin, non riesce a girarsi, poi il tentativo di mettere in avanti viene deviato proprio dai giocatori del Conegliano. Tutto indietro per Baggio, che vediamo se va in orizzontale, e così è per Pilotto. Il capitano alza la testa, posizione del solito Pinton che viene a prendersi palla, poi Oudab, poi ancora Dell'Andrea che punta l'uomo, lo mette dentro questa palla, la tocca, la smanaccia Rallo, con il tentativo di ripartenza da parte del numero 7 Faraon e Faccioni fino ad un certo punto del campionato. Attenzione, stiamo parlando di due giovani. Faraon e Faccioni fino ad un certo punto del campionato erano sicuramente la sorpresa più gradita, e lo sono stati, la sorpresa più gradita della formazione del Conegliano. Poi si sono un pochino persi e chiaramente l'età, insomma, ha pagato anche in questo caso. Faccioni è un 97 mentre Faraon è un 2004, e quindi Faraon era sicuramente ad un certo punto era uno dei pezzi pregiati del Conegliano. Poi, lo ripeto, si è un pochino perso, però insomma è ancora in campo. Perosin in mezzo a tutti, sventagliata sulla fascia destra del campo, allora prende il pallone, converge verso il centro, va al tiro e si accoscia senza problemi Bisetto, e allora c'è la parata a terra senza nessun problema, con la palla che viene rimessa sui piedi di Baggio,
che utilizza Pellicer, Alex Pellicer, lui è un 95, mentre Baggio qualche annetto in più ce l'ha. Palla che ritorna indietro, viene rispedita indietro, il colpo di testa ancora del Conegliano che guadagna campo lì a metà campo, poi il rinvio lungo, Mosca in due tempi, poi perde palla Dacier, nulla di fatto con il fallo di Dacier su Garbuio. Altro bel duello questo tra Dacier e Garbuio, si è vista già qualche scintilla anche in precedenza. Ancora con il 4 Pinton che va a pescare il Dona, palla che termina fuori, c'è il fallo, l'arbitro dice che bisogna riprendere con una punizione e allora si riprenderà con una punizione. Sta parlando l'arbitro con il giocatore della Godigese, Pinton. Ed ecco, finalmente trovata la posizione del pallone, lo sta indicando l'arbitro, ci hanno messo parecchio per arrivarci. Due allenatori praticamente calmi, possiamo dire calmi? Vedo un pochino più calmo Stefano Andretta, non so se si tenga tutto dentro, Mauro Conte invece è un po' in movimento, ma è un po' la sua caratteristica. Pronta la battuta con la caratteristica della Godigese, sempre con due uomini vicini al pallone, e allora vediamo chi dei due, eccolo qua, mette dentro questo pallone, il colpo di testa di Paladin a gettarlo fuori, può riprovarci ancora, palla che viene però messa non bene all'interno dell'area di rigore, termina sul fondo e quindi si riprenderà con una rimessa in gioco di Rallo, Elia Rallo, anche per lui un campionato un po' altalenante, ha fatto vedere delle cose ottime, però attenzione, stiamo sempre parlando di quei portieri che hanno l'età giovane, no? 2003 lui, Bisetto, quello della Godigese, è un 2005 addirittura, e sono già dei portieri che insomma, spara addosso, c'è il fallo di mano, fallo di mano da 2 metri, non poteva amputarsi il braccio chiaramente, e quindi ha fischiato l'arbitro. Ancora Dacier che prova a manovrare, prova a mettere in movimento i suoi dalla parte destra del campo, prova a spingere ancora il Conegliano in completa maglia bianca e calzoncini bianchi. L'arbitro lascia correre adesso ancora questa azione, può ripartire la Godigese, ma deve farlo un pochino più veloce. Ancora ha dato la possibilità alle linee difensive e di centrocampo del Conegliano di posizionarsi, quindi nessun problema. Baggio che allora va per le linee orizzontali, trova il numero 5 Pellicer che alza la testa, sventagliata ancora tutto dalla parte sinistra del campo, è un po' un leitmotiv di quest'oggi, con queste sventagliate a sinistra per trovare l'appoggio, poi per cercare Pozzebon. Questa volta non ce l'ha fatta il giovane centravanti del Godigese a metterci il piede, a metterci la gamba, nulla di fatto. Palla che è di proprietà in questo caso della compagine coneglianese, che con le mani cercherà di ripartire per questo primo tempo che si sta avviando. Andiamo a controllare anche il minutaggio. Sono 23 minuti di gioco, partita che non dispiace, partita godibile. Chiaramente ancora le due squadre non si sono esposte, non si sono aperte, non si sono allungate, quindi tutto chiuso, difficoltà a trovare la soluzione giusta, però insomma entrambe ci stanno provando. Vi ricordo che sono 2 i risultati utili per la Godigese, la vittoria e anche il pareggio, perché in caso di parità al termine dei regolamentari e al termine anche dei supplementari, adesso c'è il fallo di Dacier. Deve stare attento Dacier, perché ha messo un po', la seconda volta che viene fermato il fallo, si abbracciano i due, quindi deve stare un po' attento però Dacier, perché sta rischiando un pochino. Punizione per la compagine del
della Godigese. Va sul pallone Pinton che sposta più indietro. Intanto ne ha approfittato Mauro Conte per dare qualche indicazione a Donà, che va a prendere posto in mezzo al campo, proprio è l'ultimo uomo. C'è anche Bisetto sulla linea, sulla lunetta, diciamo, della metà campo, tutti alti chiaramente. E allora vediamo questa punizione della Godigese. Mi pare che sia Pinton alla battuta. Sì, è Pinton che tenta di mettere l'attenzione. Il colpo del numero 7 Favero è molto brutto, poteva avere senz'altro. Attenzione a Cima che è stato nettamente anticipato dal numero 8 Donà, poi mette palla in avanti. Cima si è visto poco, la seconda punta del Conegliano si è visto un po' poco lì davanti. C'ha una marcatura anche lui importante nella morsa di Pilotto e Baggio, quindi qualche difficoltà per il buon Cima a farsi vedere, a mettersi in mostra. Chiama Paladin la palla proprio sotto la tribuna centrale, allora eccolo Paladin che riceve il pallone, prova a mettersi in proprio, 1-2, prova ancora ma è costretto a tornarsene indietro, a trovare l'appoggio su Urbanetto, l'appoggio su Dassier, poi Dassier che perde palla e allora Pozzebon, ancora un fallo su di lui, ancora un fallo su Pozzebon ed è il numero 5 Sommacal a fermare l'uomo, e in effetti l'arbitro, il signor Giovanni Gallo, gli ha chiaramente detto, abbiamo intuito e capito, questo è l'ultima volta, altrimenti la prossima sarà ammonizione o sarà rosso, quindi attenzione, devono fare un po' di attenzione i difensori del Conegliano, perché hanno usato un po' le maniere forti con Pozzebon e anche con Udab e nonché con Marco Dell'Andrea sulla fascia, e quindi devono stare un attimino attenti e essere un pochino più calmi e più tranquilli, altrimenti la situazione potrebbe peggiorare. Ancora Pinton sul pallone, arriva anche Oudab e allora vediamo chi dei due, solito schema. C'è Dell'Andrea che ha chiesto cosa doveva fare a Mauro Conte gli ha chiesto di rimanere in marcatura e allora Pinton o Oudab? Pinton sì, per Oudab sceglie di battere corto, nessuno si fa avanti da parte del Conegliano in uscita e allora può andare al tiro, almeno se no si allunga Garbuio. Anche Garbuio un po' sottotono per il momento, non si è visto tanto, palle non ne ha ricevute tante, dobbiamo anche dirlo. E allora punizione guadagnata dal Conegliano quasi alla mezz'ora, 28 minuti di gioco qui al Comunale di Castello di Godego. Giornata stupenda per giocare al calcio, una brezza che aiuta Perosin attaccato da Pozzebon, che è stanco di aver subito dei falli, ne ha fatto uno lui, è stato punito con la punizione. E allora Paladin che vuol fare andare avanti un po' tutti quanti, Sommacal che si muove, va avanti, rimane infatti Dassier al suo posto, allora le torri davanti con Sommacal, con Mosca, mette dentro, attenzione a... Sono in silenzio, sì, ho visto che era gol, ma sono in silenzio perché stavo osservando l'uscita sventurata di Bisetto, perché lo abbiamo visto proprio dalla tribuna qui e tutti siamo rimasti un attimo allibiti, perché tutti a chiedersi ma dove va, e in effetti non aveva possibilità di prenderlo quel pallone perché si è scontrato contro una muraglia, tra l'altro di suoi giocatori, di suoi difensori, palla che poi è arrivata al gol e Urbanetto che insomma la porta la vede, però in questo caso dovrà portare un bel cero e un bel ringraziamento a Bisetto, perché veramente gli ha spalancato la porta
erroraccio di Bisetto, uno dei migliori portieri, vi dicevo in precedenza, per quanto riguarda è il primo errore in effetti sì, del suo campionato, perché veramente, e lo ripetiamo, è un 2005, quindi attenzione. Però intanto questo vuol dire che il Conegliano prova ad approfittarne sulle ali dell'entusiasmo, con Paladin che cercava ancora Mosca, nulla di fatto. Intanto allora segnaliamo che Urbanetto ha portato in vantaggio il Conegliano. C'è il fallo di Pozzebon da Tergo, anche Pozzebon deve stare attento perché adesso si è agitato un pochino. È chiaro che ha colpito a freddo il Conegliano, anche se sono passati quasi oltre la mezz'ora, però è un Conegliano che ha sfruttato questa occasione nel migliore dei modi e si porta in vantaggio per 1-0 sul campo del Castello di Godego. Attenzione, Bisetto che chiama palla, adesso chiaramente bisognerà anche vedere come Bisetto, come il giovane portiere, ha assorbito questo errore chiaramente, e vediamo come reagisce anche l'intera squadra. Qui possiamo vedere proprio l'intelaiatura, e vedremo l'intelaiatura appunto della formazione di Mauro Conte, che soccombe per il momento 1-0 qui sul proprio campo contro il Conegliano che con Urbanetto pochi istanti fa ha avuto ragione. Dassier lascia correre l'arbitro in effetti, e allora Dassier ha cercato la beffa ancora una volta, ma una volta ti può andare bene, 2 volte no, e quindi palla che aveva cercato la porta, visto che il portiere Bisetto si era alzato, e quindi adesso deve mettersi tranquillo la Godigese, deve tranquillizzarsi un pochino, però vediamo che il gol ha dato e ha incrinato un po' qualche cosa. E allora Paladin ancora che viene in avanti, Paladin che va sulla fascia destra del campo, ancora mette dentro questa palla, converge Cima, si allunga un po' troppo, nulla di fatto, e allora poi la palla viene ripresa dal Conegliano, ma c'era il fallo giustamente di Cima, era un fallo giusto di Cima, non aveva permesso al difensore della Godigese di andarsi a prendere il pallone. Riprende la Godigese, vi dicevo, deve calmarsi, deve tranquillizzarsi, il gol è stato una doccia fredda sicuramente, e quindi deve ritrovarsi, deve ritrovare naturalmente la trama di gioco che stava sviluppando, che stava proponendo, e adesso vediamo come cercherà di muovere i suoi attaccanti. In avanti tutto ancora su Dell'Andrea, sulla fascia, mette dentro questa incantevole palla per Oudab che non riesce però a girarla, e allora nulla di fatto, palla che termina fuori con Rallo che la controlla, la lascia andare, la guarda. E allora si prende tutto il tempo immaginabile e possibile, fa bene chiaramente a rallentare già da questo momento, insomma, la situazione a favore della squadra in maglia bianca, ovvero il Conegliano. 32 minuti di gioco qui al Comunale di Castello di Godego, con la formazione di casa che un po' inspiegabilmente, diciamo, perché il pareggio era per il momento il risultato più giusto, però poi c'è stato questo erroraccio. Attenzione, Cima. Rimane a terra un giocatore del Conegliano sullo scontro con Baggio, che o c'ha le anche di ferro, oppure c'è un po' di finzione da parte del giocatore del Conegliano. Si alza, sì, sicuramente il colpo l'ha preso, però non più di tanto, insomma. E ritorna Urbanetto in mezzo all'area, c'è un po' di vento, si è alzato un po' di vento che potrebbe avere anche infastidito, anche in situazione di precedente, Bisetto proprio nell'uscita, però poi vorrò rivedere l'immagine, ma tutti dalla tribuna, dalla nostra postazione, abbiamo veramente guardato dove andava il portiere in quell'occasione, e abbiamo subito capito che la situazione non era delle migliori. In avanti ancora la Godigese, Pozzebon la mette a terra, può girarsi, adesso deve fare vedere qualcosa Pozzebon, non questo però, Dell'Andrea che copre il pallone molto bene sul tentativo di fallo di Mosca che non avviene, e allora Oudab cerca di girarsi, non trova l'appoggio, lo trova dietro ancora per il numero 5 Pellizzer, che va da Baggio
Baggio in orizzontale, no, sventagliata sempre sulla fascia sinistra del campo. Adesso si sono messi molto bene a tappare ogni buco quelli del Conegliano, perché c'è Perosin che sta veramente comandando la difesa e comandando il centrocampo in maniera splendida fino a questo momento. Ogni buco è stato tappato, è stato chiuso, l'arbitro lascia andare giustamente tutti e due per terra, cosa vuoi fare? E allora lasci andare e poi permettere alla Godigese di entrare in area, converge, si complica la vita, tutto fuori ancora dalla parte opposta, ancora con il numero 7 Favero che si complica ulteriormente la vita. La ripartenza è di Paladin che anche lui va a scontrarsi contro un giocatore avversario. Mosca che spinge, Mosca per Urbanetto, l'autore del gol, tutto dalla parte opposta, buona l'intenzione. Sì, arriva e allora bisognava forse andare un pochino in anticipo da parte di Capitan Pilotto che ha tergiversato e ha aspettato permettendo al Conegliano di andarsene, Conegliano che comunque guadagna un altro fallo all'altezza quasi della metà campo con il 35esimo minuto che scocca il nostro Chrono Quartz, 35-50 per la precisione. Con il vantaggio della formazione ospite il Conegliano ha trovato il gol con Urbanetto. Paladin si mette in proprio, vuole andare dentro, palla per Mosca, la mette buona dentro, però il colpo di testa altrettanto bene della difesa del Godigese, va per le terre. Oudab fa bene perché come si è sentito spingere da Tergo è andato a terra e l'arbitro ha dato giustamente la punizione. Rallentano l'arrivo del pallone quelli del Conegliano che adesso dovranno cercare chiaramente di rallentare il loro gioco con il numero 5 Pellizzer in mezzo al campo per Oudab. Era buona l'intenzione però non il passaggio. Attenzione con Cima che la tiene, Cima tutto per Urbanetto, Cima, dei due giocatori che si conoscono molto bene. Urbanetto, tutto dalla parte opposta per Paladin che viene a sostegno dei suoi. Paladin in mezzo, si mette da solo e mette dentro questa palla, è forse un pochino lunga, no, era buona per il secondo uomo sul secondo palo giù in fondo, nulla di fatto, era una buona azione comunque del Conegliano che sta sicuramente dopo il gol giocando decisamente meglio e quindi diciamo che ha legittimato il gol. Con una buona prestazione si sta chiudendo, ha chiuso ogni varco, ogni possibilità della Godigese di rifarsi sotto e quindi eccoli qua ancora con Pinton che va tutto dalla parte opposta, ancora Pinton in mezzo al campo, si allunga un pochino, poi decide di mettersi in proprio, prova ad andarsene lasciando lì sul posto il numero 7 Faccioni. Attenzione, qui c'era lo ammonisce, sì, lo ammonisce secondo me, perché questo è un po' esagerato l'arbitro, perché secondo me lasci andare, se non vuoi dare il fallo lasci andare, ma non ammonisci, perché secondo me non ha voluto andare per terra apposta. Chi è? Pozzebon? Ah no, è Garbuglio. Sì, c'è stato il contatto, però insomma ne abbiamo visti di peggio noi. Saluto intanto l'amico Zanchin del Gazzettino qui a fianco a me. Rallo che parla con l'arbitro, Rallo che prova a dire qualche cosina, tutto per perdere un po' di secondi e poi si riparte con ancora, andiamo a scoprire quanti minuti restano da giocare. 38, quindi 7 minuti al termine del primo tempo più qualche cosa di recupero che ci sarà forse. Urbanetto la fa scivolare, aveva cercato di farla scivolare lunga, nulla di fatto, palla che viene ancora su Pozzebon che sta lottando come un leone ma le sta prendendo. Tutto Perosin e tutto il Conegliano messo bene, niente da dire. Mosca la mette a terra di petto, Mosca spinge, Paladin indietro ancora per Dassier per Paladin, scatenato Paladin, fallo di Oudab, ammonito Oudab.
C'è un po' di nervosismo in campo, abbiamo visto qualche strattonata da parte dei giocatori della Godigese verso Paladin, che si era già preso il pallone, voleva già metterlo a terra, già posizionarlo. Chiaramente quelli della Godigese hanno cercato di fermare il gioco, insomma è Baggio che sta allontanando un po' tutti, non vuole confusione, non vuole soprattutto rischiare ammonizioni inutili ed espulsioni inutili. Adesso l'arbitro parla con Paladin, pensavo richiamasse anche lui, invece palla per la sistemazione lì nella zolla dove andrà la battuta. 3 uomini sul pallone, ma se ne vanno tutti perché secondo me anche Paladin se ne va, quindi lascia ad Urbanetto. Vi ricordo che Urbanetto a San Donà di Piave da molto più distante ha fatto gol e quindi vedi che ci sta provando, ci ha provato ancora, perché non era un caso quello di San Donà che ha portato al pareggio la formazione di Conegliano, e quindi ci ha provato anche adesso. E dobbiamo dire che Bisetto questa volta c'era, perché era andato a coprire il proprio palo. In avanti bravo Dell'Andrea, che prova a spingere, vuole ancora palla e la ottiene. Dell'Andrea ancora, vediamo se si infila, aveva cercato di andarsene, però Sommacal lo ferma. Palla ancora fermata, fallo di Pinton, deve stare attento perché è stato preso un po' di mira dall'arbitro Pinton, qualche fallo un po' di troppo, deve stare molto attento. Mosca tutto di là, tutto dalla parte opposta, con Paladin che chiama ancora la posizione dei suoi e vuole palla. Perosin indietro. È un Perosin che è determinato e che è cresciuto in queste rallo, rinvio da scordare. Pellizzer, l'appoggio indietro tutto per Baggio per il portiere, per Bisetto che la scaraventa tutta in avanti, ma non c'è nessuno perché sia Garbuio sia Pozzebon erano sulla fascia e quindi nulla è arrivato. Bisetto fuori dall'area, deve rientrare tempestivamente. Attenzione, è bella questa azione della Godigese. Tutto qui ha peccato di voleva far giocare il suo compagno. Io avrei stoppato, me ne sarei andato da solo, aveva spazio per farlo e aveva anche terreno per farlo. Pozzebon ha pensato bene invece di giocare una palla che è stata preda dei giocatori del Conegliano, che si sono disposti veramente bene, perché una linea perfetta, quella difensiva, e altrettanto quella centrale comandata da Perosin, che sta giocando veramente una partita incredibile ed è nelle sue corde, insomma. Palla ancora sventagliata sulla fascia sinistra del campo, il colpo di testa Oudab, che adesso si è piazzato da quella parte, però ha perso il contrasto e ha perso la palla. 43esimo minuto di gioco, 2 al riposo più eventuale recupero. Vediamo se ce ne sarà. Pellizzer che perde palla sanguinosa, perché poi il fallo, 5 ammonito, Pellizzer ammonito. Dobbiamo dire che la Godigese anche per questi falli non si è totalmente ripresa dall'1-0 subito. È dura in effetti, perché ti giochi una stagione, dai, la formazione di Mauro Conte, che aveva stupito un po' tutti quando era arrivato sulla panchina della Godigese, li aveva portati in alto, è stato in testa alla classifica per un pochino, poi c'è stata qualche battuta, qualche decisione arbitrale che non ha favorito la Godigese. Il colpo di testa è sfiorato soltanto, invece c'è ed è quello di Favero, che mette palla in fallo laterale. Si riprenderà a giocare con una rimessa in gioco da parte del Conegliano, che la tenterà di farla lunga, immagino. No, va a servire Paladin che anche lui dovremo vedere fino a quando il fiato
resterà e rimarrà a disposizione del giocatore, perché nessuno lo discute sotto le capacità tecniche e tattiche del giocatore. Poi bisogna vedere insomma quanto possono durare questi ritmi che adesso vengono bloccati con Oudab che va per le terre, ammonito e vola via anche il cartellino dell'arbitro all'indirizzo di Cima, che è stato ammonito Cima, e il cartellino giallo ci ha dato la possibilità di vedere il vento, che c'è un pochino di vento, insomma ha fatto sparire il cartellino estratto dall'arbitro all'indirizzo di Cima. 45-09, vediamo che cosa recupera, non recupera nulla, manda tutti negli spogliatoi, e allora Mauro Conte adesso dovrà motivare la squadra per cercare naturalmente di arrivare al pareggio, che è il secondo risultato utile che può andare bene alla formazione della Godigese, vittoria e pareggio, mentre la formazione di Conegliano può soltanto vincere. Vincendo andrà ad affrontare appunto il San Donà domenica prossima a San Donà. Ci fermiamo qui, diamo la linea allo studio e poi rientriamo per i secondi 45 minuti di gioco. In collaborazione con
in collaborazione con in collaborazione con Rieccoci collegati con Castello di Godego ed eccoci per il secondo tempo della gara che vedrà in campo nuovamente Godigese e Conegliano. Il risultato è a vantaggio della formazione ospite del calcio conegliano, che ha trovato un gol con Urbanetto che gli ha spalancato la giornata, che gli ha spalancato la domenica.
E quindi adesso vedremo cosa avrà detto negli spogliatoi Mauro Conte, che come di sua consuetudine esce un attimo prima della squadra, lascia sfogare i ragazzi all'interno dello spogliatoio come ci ha raccontato simpaticamente, e adesso vediamo che cosa proporrà, che cosa farà la Godigese, perché la Godigese ha due risultati, lo ricordiamo: vittoria e pareggio. Pareggio in caso di pareggio a fine dei tempi regolamentari ci sono i supplementari, 2 supplementari. Se permane il risultato di parità vince la formazione della Godigese, perché era quella classificata meglio rispetto al Conegliano, e quindi 2 risultati su 1, però per il momento c'è l'unico risultato che è a favore del Conegliano ed è il gol di Urbanetto, che ha spalancato la domenica per il calcio conegliano, che quest'oggi non in tenuta giallo-blu ma in tenuta completa bianca. Viene in avanti ancora come prima azione del secondo tempo, palla che viene messa ancora per Perosin che chiede a Mosca di sopravanzare, viene anticipato dal suo diretto avversario, nulla di fatto, e allora palla che viene gettata fuori, la riconquista il Conegliano, la ributta in avanti, Baggio che cerca di mettere ordine, Baggio ancora sventaglia a destra per trovare l'appoggio sulla fascia, subito per cominciare a spingere con la formazione di casa che abbiamo visto colpita dal gol di Urbanetto, colpita e ancora parzialmente non ripresasi al 100%. Vediamo in questo secondo tempo che cosa, vi dicevo, ha suggerito Mauro Conte, che da questo lato, attenzione, viene in avanti, mette dentro questa bellissima palla per il tentativo di girata di testa di Pozzebon. Se gli riesce arriva un gol incredibile, però la deviazione non c'è stata, è un colpo di testa da parte di Pozzebon che sorvola ampiamente la traversa, nulla di fatto. Adesso rallenta chiaramente, giustamente il gioco Rallo per velocizzare, c'è sempre tempo, e allora in avanti la formazione del Conegliano con l'autore del gol Urbanetto che scivola, non riesce a prendere questa palla. Godigese con il numero 7 Favero, non in buona giornata Favero, si è visto poco, ha sbagliato anche parecchio, tutto verso Donà che mette dentro questa palla incantevole, la fa sua Rallo in doppio tempo e lancia lungo per Paladin, si fa vedere Urbanetto, non lo versa e allora gliela ribatte da questa parte. Bravo Pilotto in scivolata ad anticipare il tentativo di mettere a terra la palla da parte del giocatore del Conegliano. Era Cima che aveva cercato di andarsi a prendere questo pallone. È un Cima ritrovato perché aveva avuto qualche problema fisico, era stato costretto Andretta ad usarlo poco nelle altre partite. Adesso Cima, nonostante è il suo modo di giocare, che magari lo vedi poco però c'è e si sente. Attenzione Perosin, cerca di andare sul suo piede, non lo trova all'ultimo, e allora c'è Bisetto che allontana oltre la metà campo, no, perché arriva Somacalla, perfetto, ancora una volta una buona prestazione quella del numero 5 del Conegliano. Paladin ancora, sempre sulla fascia sinistra del campo, viene bloccato, poi prende palla a sostegno, buona questa azione cercata in orizzontale, bravo Cima a venirsi a prendere questo pallone, poi inventa questa palla che forse ci arrivano, è fuori gioco. Terzo minuto di gioco, abbiamo cominciato con l'acceleratore tutto giù per entrambe le squadre e bisogna fare così effettivamente. Vi ricordo 1-0 per il Conegliano, gol di Urbanetto che ha aperto la partita, ha aperto la domenica. Ancora in avanti con Pilotto, Capitan Pilotto che la sventaglia sul numero 7 Favero. Non è in giornata Favero, sbagliato un po' tutto quello che hanno cercato di fargli arrivare, lo ricordiamo, però sono giovani, 2003, quindi bisogna avere la pazienza per aspettare questi giocatori, perché poi anche noi, insomma, da questi pulpiti siamo bravi per segare la gente, però insomma bisogna giocarle poi le partite. Pilotto che dà il pallone al numero 2 Faccioni del Conegliano,
sempre in modo lento, giustamente per guadagnare più tempo possibile. Torna indietro, Faccioni dove dice l'arbitro, e allora può andare alla rimessa in gioco con Favero che la prende questa volta. Oudab arriva marcato da Perosin, grande partita la sua fino a questo momento. Tutto indietro per e questo è fallo, questo è una ingenuità di Sommacal che ha rischiato tantissimo perché l'arbitro ha pensato a uno scontro di gioco e c'è il tentativo di Garbuio di tramutare in gol un altro errore di Sommacal, che deve stare calmo e tranquillo anche lui in area di rigore, perché ha sbagliato quel gesto prima. Secondo me c'era il fallo, e poi c'è questo errore sul tentativo di rinvio non riuscito in seconda battuta, e poi Garbuio non ce l'ha fatta a metterlo dentro. Va ad aiutare Oudab con la solita battuta a 2 anche dal calcio d'angolo. Vediamo chi batte, se Oudab Oudab lascia, poi la palla sfruttata malissimo ancora questo calcio d'angolo. Si arrabbia un pochino Mauro Conte in panchina, ne ha ben donde. Palla che viene manovrata ancora dalla Godigese, che butta tutto in avanti con il pallone controllato da Pozzebon, che la mette a terra delicatamente. Bene Pozzebon, può cercare di andarsene, non riesce perché c'è la marcatura in positiva da parte del giocatore del Conegliano, Sommacal appunto, e quindi nulla di fatto per la compagine di casa, che deve spostare avanti il proprio baricentro andando a rischiare anche qualcosina in più, però lo deve fare. Mette dentro una rimessa in gioco con le mani che arriva proprio dalle Pinton pensava che il numero 3 Capitan Pilotto fosse ancora lì al suo posto, invece no, e quindi nulla di fatto. Intanto uno scoppio di un petardo ci fa sobbalzare letteralmente, con questa palla che viene giocata ancora dalla Godigese, che tiene palla lì, vuole provare a spingere, vuole provare a costringere il Conegliano a c'è il fallo. Quelli della Godigese giustamente vorrebbero il cartellino, che adesso invece se lo becca Capitan Pilotto per proteste. Giovanni Gallo è l'arbitro di Mestre, un andamento un po' particolare, non ha fatto grandissimi errori, però non ha fatto nemmeno grandissime scelte, insomma, per carità, la partita non ne ha avuto bisogno. Nell'assegnazione di qualche cartellino, insomma, ha voluto un po' o esagerare oppure lasciar correre, lasciar giocare. Non mi è piaciuto su alcune scelte, su alcune decisioni. Vedremo. Oudab sul pallone, poco più distante Pinton, è lui che la mette. Pinton per ancora Favero la mette lunghissima, arriva, deve ringraziarlo dell'Andrea. Favero di testa ancora, palla indietro per Oudab che la mette giù, entra in area per Osin, la batte e c'è il fallo con il braccio da parte dello stesso Oudab, perché la palla gli è rimbalzata dal corpo di Perosin sul suo corpo e sul suo braccio. Vediamo chi inizierà la girandola di cambi. Penso Mauro Conte, perché qualcosa deve inventarsi, qualcosa deve provare a cambiare, e mi pare che in panchina si stia cambiando un giocatore, quindi vedremo quale sarà la prima mossa nello scacchiere della partita per quanto riguarda un urlo disumano, ma non c'è stato. Questo è brutto, giallo per Faccioni, perché il fallo è stato brutto, scivolata pericolosissima, bruttissima, inutile forse, è rimasto a terra il numero 8 mi pare del Conegliano, mi pare Dassier, però secondo me sì, può aver preso una botta, per carità, però più da condannare questo
sì, questo fallo di Faccioni veramente è stato anche buono secondo me, perché il fallo era secondo me da cattiveria e quindi un rosso, un arancione ci sarebbe potuto stare. È andata bene a Faccioni, è andata bene a Faccioni. E allora cambio, eccolo qua. Allora avevamo detto che butta dentro Gibril, gli ha risolto tante. Ah no, Parise per Donà, anche Donà infatti un po' sottotono quest'oggi, quindi Parise per Donà. Vediamo che cosa cambia nello scacchiere di Mauro Conte. E allora si è alzato intanto, era Urbanetto? Sì, era Urbanetto che era finito a terra, però insomma direi che un grande urlo, però nessun problema fortunatamente per lui. Eccolo il rientro di Urbanetto e adesso deve fare doppia attenzione anche Faccioni perché si è caricato del giallo. Con questo rinvio c'è il fallo adesso fischiato contro la Godigese. Con tutta calma Rallo va a posizionare il collega, vediamo di citare anche il collega Flavio Cipriani che mi manda un aggiornamento, lui che ne sa più del diavolo. Gallo è stato l'arbitro della finale di Coppa Italia di eccellenza tra Conegliano e Villafranca. Grazie Flavio di queste notizie, sempre dal suo archivio potentissimo. E allora in avanti ancora la formazione, messo a terra Garbuio. La partita adesso non è bellissima, partita che sta soffrendo un attimo, l'arbitro non deve farsela scappare di mano perché altrimenti la situazione potrebbe peggiorare da un momento all'altro. Palla sui piedi della Godigese con Oudab che la chiama, però i compagni non gliela cedono. Eccolo, soltanto adesso Oudab guarda in linea e va per pescare Pilotto che si invola sulla fascia, cerca Parise, la mette dentro molto bene. Altra uscita di Rallo, questa volta smanaccia bene, torna indietro precipitosamente verso la porta e va ancora a difendere i pali della formazione del Conegliano con Marco Dell'Andrea per il rinvio con le mani, anzi arriva il numero 5 Alex Pellizzer che tenterà di far viaggiare lunga questa palla in area di rigore, vediamo se ci arriva. Grande lavoro in area, il tentativo di Baggio non riesce, la spizzata, allora può uscire, c'è il tiro che sfiora il palo alla sinistra di Rallo che lo controlla, lo lascia andare, poi con calma e tranquillità va a recuperare il pallone per far viaggiare i suoi. E allora andiamo sempre a vedere nel dettaglio il minutaggio. 12° mi dice il collega Zanchin, ti credo ma guardo, 12:48 per la precisione perché i secondi non ce li aveva Zanchin. E allora siamo quasi al 13° minuto di gioco, adesso ancora 1-0 la situazione a favore dei bianchi del Conegliano, formazione che ha inguaiato per il momento la compagine di Mauro Conte. Favero prova ad andarsene, viene trattenuto per la maglia, taglia tutto il campo, deve passarla e lo fa adesso andando a pescare Pellizzer dalla parte opposta. Pellizzer che prova ad involarsi anche lui sulla fascia, però troppo facile per quelli del Conegliano che controllano, riescono a mettere a terra ed ingarbugliare la situazione per la Godigese. Ancora l'uscita del Conegliano, buona, attenzione a Cima. Cima è uno di quei giocatori che può inventarti in qualsiasi momento e da qualsiasi posizione del campo qualche cosa, quindi devono stare molto attenti. Baggio che chiama palla indietro, la fa sua, alza la testa, guarda la posizione dei suoi che però effettivamente nel campo lungo che possiamo vedere anche noi, pochi si muovono perché
sia Pozzebon lì davanti che sta cercando di tirarsi fuori dalla marcatura. Adesso prova a spingere il numero 3 Pilotto, Capitan Pilotto, che spinge con questa palla ancora con Parise che va per le terre. Favero che non è in giornata secondo me, però noi non siamo il tecnico della Godigese, quindi rimane ancora dentro chiaramente, insomma, perché noi ognuno ha la propria visione del gioco, ci mancherebbe. 14 e 35 minuti di gioco con il vantaggio del Conegliano sul campo del Castello di Godego, o della Godigese come preferite. Attenzione, Cima che prende palla, la controlla, c'è Baggio, aveva cercato di pescare Urbanetto in mezzo, ve l'ho detto, Cima bisogna porre attenzione a questo giocatore perché è un giocatore che da qualsiasi parte del campo e in qualsiasi momento può inventarti qualcosa, anche al di fuori della normalità, credetemi. E allora Cima dalla bandierina, marea di maglie blu in area per la Godigese. Si fa vedere il colpo, mamma mia, aveva cercato, non è riuscito a dare forza. Guardate ancora Cima invasato che va a prendersi questa, forse c'era il fallo. Oudab ancora, palla tra i piedi, la dà via per Favero che si posiziona in mezzo al campo adesso, tutto dalla parte opposta, tutto dalla parte sinistra del campo, dalla parte destra del campo, scusate, prova a spingere la Godigese ma non trova spazi, non trova varchi e allora deve tornare indietro per andare su Pinton che ci prova dalla parte sinistra dove c'è Parise, appena entrato in campo va a prendersela Oudab, bravo Oudab che a testa bassa prova ad andare dentro a contro Perosin che gli mette il piede e lo blocca, bravo, anche in posizione di difensore quest'oggi Perosin, una delle sue gare migliori senza dubbio. E allora avanza ancora la formazione della Godigese con Favero che la mette dentro, la tocca Rallo, arriva la deviazione ancora, non è fortunata la Godigese perché il tiro dell'Andrea è stato toccato da un giocatore, da un difensore, da Garbuio, addirittura un giocatore della Godigese che aveva cercato magari la deviazione, non ci è riuscito. Attenzione perché Rallo è fuori dai pali, o meglio era fuori posizione, è rientrato precipitosamente con Favero adesso che si sta muovendo un pochino, o ha sentito le nostre critiche oppure lo ha redarguito Mauro Conte. C'era la posizione forse di fuorigioco, sì, posizione di fuorigioco di Pozzebon. Adesso è il momento del cambio per quanto riguarda il Conegliano. Allora dentro il numero 18 Floris, quindi Floris al posto di di Faccioni. Grazie. Allora Faccioni giustamente è ammonito e quindi non vuole rischiare Stefano Andretta, lo tiro fuori, la tira fuori, gli dà respiro e dentro Floris non cambia nulla nella disposizione tattica del Conegliano, non cambia nulla, Faccioni fuori e dentro Floris. E allora adesso vediamo che cosa nasce da questa ripartenza del Conegliano con l'1-0 che sta tenendo per questa sfida qui a Castello di Godego. Ancora in avanti la formazione del Conegliano con Urbanetto che va indietro, ancora per Floris che scodella per Cima, la palla passa, va dentro Cima che prova a mettere in mezzo per Paladin, forse avrebbe dovuto essere un po' più egoista, andare fino in fondo, vedere quello che succedeva. Palla, attenzione anche a Pellizzer che ha mandato a quel paese l'arbitro che lo chiama a fianco, vuole parlarci, allontana il giocatore del Conegliano, allontana Granziera e parla con Pellizzer. Immaginiamo che cosa possa avergli detto, insomma basta, stai zitto oppure la via degli spogliatoi sarà per te. E allora calcio d'angolo con Cima ancora alla battuta per quanto riguarda il Conegliano. La mette dentro, il colpo di testa di Baggio che trascina fuori i suoi e Perosin va indietro
Ferosin va indietro per il numero 18 Floris, che va a farsi dare l'appoggio dal suo portiere Rallo, che va tutto dalla parte opposta, può trovare e può provare l'impostazione ancora con Paladin, fiancata per Paladin, tutto bene per il momento con questa spinta sulla fascia da parte del Conegliano che sta veramente giocando bene, dobbiamo dirlo. La Codigese non è ancora riuscita a prendere possesso anche in questo secondo tempo del campo. Poi con questi traversoni da una parte all'altra del campo ne hanno sbagliati parecchi, sia da una parte che dall'altra. Il pallone ancora conquistato dalla Codigese, che prova a ripartire ma viene a conquistare palla Dacier in mezzo al campo, con adesso Somacal che prova a spingere su Paladin che va a subire, a prendersi il fallo. Buona partita anche quella di Paladin sicuramente. Alla terra, vuol far allontanare il giocatore che ha davanti per prendere tutto il tempo. C'è un cambio ancora da parte della Codigese. Attenzione a questa palla, ancora l'errore, ancora un errore di Bisetto, che non è tranquillo veramente, è andato di pugno e non ha trovato il pallone. È nervosissimo il portiere, rivelazione del campionato sicuramente, perché è stato perfetto, è stato molto bravo in tutte le sue gare, in tutte le sue partite fin qui fatte. Oggi veramente situazione dura per lui, perché ha subito quel gol e ancora non l'ha assorbito del tutto. E allora viene in avanti il Conegliano, la Codigese. Tutto dalla parte opposta, tutto dalla parte destra del campo, può giocarla ancora con Pellicer la scaraventa dentro e vediamo, non c'è niente. Pozzebon deve stare attento anche lui. Pozzebon ha rincorso anche l'arbitro per dirgli qualcosa, devono stare attenti quelli della Codigese. Allora è andato a terra, però non lo so, forse non riusciamo a vederla subito e quindi non lo so, può essere sì, può essere no. Avevamo sottolineato prima che l'arbitro non deve farsi scappare la partita, perché può solo peggiorarla e può solo infiammare le critiche. E attenzione con questa palla buttata lì, e intanto Gibril è pronto per iniziare, lo butta nella mischia Mauro Conte al 22esimo minuto di gioco, quindi Gibril è pronto ad entrare in campo. Quest'anno l'uomo gli ha risolto diverse partite in corsa partendo dalla panchina, e allora eccolo qui pronto ad entrare quando la palla uscirà. Vedremo al posto di chi, con Cima che riconquista palla, il Conegliano che prova a ripartire, tutto con calma e con tranquillità, lo può fare, ha la testa per farlo, e allora viene in avanti ancora Paladin che entra in area, viene spinto fuori, non c'è nessun fallo e quindi può giocarla ancora. Vediamo se la palla era uscita, poteva anche, non era uscita, potevano effettuare il cambio, hanno velocizzato il tutto in casa Codigese. Pozzebon, anticipato da Sommacal, ha aspettato il rimbalzo sul petto e poi è andato in anticipo. Bravo Sommacal, si arrabbia Pozzebon, deve stare attento, ammonito ancora. Il nervosismo la sta facendo da padrone, signori, e l'arbitro non deve dare adito. Ecco Gibril, vediamo chi esce. Esce Garbuio. Garbuio che scambia il 5 con Mauro Conte. Allora fuori Garbuio, dentro Gibril. Vediamo che cosa cambia, perché anche in questo caso non cambia nulla, sono due attaccanti e quindi tutto lì, tutto tranquillo. Vediamo che cosa può dare Gibril, quello che ha dato durante l'anno entrando dalla panchina.
ha risolto diverse situazioni per la formazione di Mauro Conte. Baggio, tutto a destra, ancora Baggio, deve provare a muoverla perché altrimenti viene in avanti ancora, va a terra Parise, molto bravo perché come si è sentito spinto da Tergo si è lasciato andare giustamente e l'arbitro dà la punizione. Attenzione a questa punizione. Altro cambio questa volta in casa Conegliano, entra il numero 13, esce il numero 11, quindi fuori Cima che ha disputato una buona gara, però penso che più di così non possa dare sotto il profilo fisico, immagino, e dentro il numero 13 Uanello. Attenzione anche a Uanello perché è un altro che ha risolto molte castagne dal fuoco alla compagine di Stefano Andretta. Uanello che va a dare manforte al reparto offensivo del Conegliano, adesso sta andando chiaramente a difendere, andrà a fare il terzo uomo in barriera insieme a Perosin. E allora tre uomini sistemati, la barriera. Dell'Andrea la spara alta, voleva cercare il palo alla destra di Rallo, non ha trovato nulla, ha trovato una palla che è volata alta sopra la traversa, nulla di fatto, sempre con 25 minuti di gioco e 24 secondi l'1-0 che è stato timbrato da Urbanetto nel primo tempo, tiene ancora aperta questa gara, aperta per quanto riguarda il Conegliano che ha saputo e sta amministrando nel miglior modo possibile queste giocate, mentre in difficoltà si sta trovando un po' la Godigese che non riesce a sviluppare il suo gioco come faceva prima delle battute a vuoto subite in casa e subite poi a Noale. Lo abbiamo detto all'inizio, affrontare la Godigese in questo momento poteva risultare per il Conegliano o estremamente difficile perché arrabbiati e decisi a fargliela pagare, insomma, quelli della Godigese, oppure rilassati e con un umore non propriamente alle stelle. Per il momento mi pare che questa situazione si sia verificata. Attenzione, viene in avanti molto bene la Godigese, il tiro, e questa volta è bravo Rallo a metterla in fallo e a metterla sul fondo, quindi andiamo con questa battuta dalla bandierina con il numero 4 Alberto Pinton, coadiuvato come di consuetudine dal numero 10 Oudab, e allora saranno in due con il solito schema alla battuta per la Godigese. Vediamo chi dei due, o Oudab o Pinton alla battuta, due braccia alte, vuol dire uno schema chiamato, e Pinton che la mette corta, fuori però per Dell'Andrea, fuori gioco. È un altro erroraccio, qui vedete cosa può fare la testa, se non ci sei poi possono capitare questi errori. Allora, altro cambio, entra Davide Cais, un attaccante al posto di Urbanetto, l'autore del gol. Cambia nulla perché sono attaccanti, quindi entra a dar manforte Davide Cais che sostituisce Urbanetto a braccio tra i due, mentre va in panchina il giocatore che ha sbloccato la partita e continua ad essere sbloccata lì con il gol di Urbanetto. 28 minuti di gioco, quasi alla mezz'ora qui a Castello di Godego, nel primo match della fase regionale, primo turno dei playoff che si gioca a Castello di Godego. Urlo disumano di un altro giocatore del Conegliano che è a terra, per fortuna niente di particolarmente grave, quindi si rialza e può ripartire, può far andare alla battuta Perosin che si guarda e naturalmente perde secondi importanti.
taglia il campo, va dentro, prova a metterlo, poi si inciampano i due, c'è il fallo, l'arbitro dice che c'è un fallo da parte del Conegliano nei confronti del giocatore della Godigese, allora si riprenderà a giocare con una battuta, una punizione già battuta per la Godigese con Capitan Pilotto, poi Baggio ancora per chiamare il suo uomo Parise che la mette giù di testa con Pozzebon che si appende la maglietta del suo diretto avversario, ovvero Granziera, però anche lì oggi ha trovato pane per i suoi denti Pozzebon. E poi vediamo quello che succede con questa. Intanto ci sarà un altro cambio, esce Paladin, anche lui molto bene oggi, sicuramente valore aggiunto, entra il numero 17 Magli. E qui cambia qualcosa allora Andretta, perché Magli può andare a difendere sulla fascia e quindi perde qualcosina, insomma, per modo di dire, in spinta in avanti, ma mi pare che Paladin avesse veramente giocato molto bene quest'oggi e dato veramente tutto, quindi ottima la prestazione di Paladin. Ancora la rimessa in gioco con le mani, palla che arriva in mezzo all'area, se ne va per le terre Favero, però non c'è niente, dice l'arbitro, e quindi si può andare ancora alla battuta di un'altra rimessa in gioco con le mani da parte della formazione della Godigese, sempre con Pilotto che la mette dentro, secondo palo, e c'è il palo che dice di no, ancora una sfortuna gigantesca per la formazione della Godigese, il palo che ha detto no ad un gol fatto, un gol già fatto. Cozza contro il palo, esce, la fa su a Rallo che se l'è trovata lì la palla. Sfortunatissima la Godigese, sfortunatissima, bisogna proprio dirlo. Palla sull'arbitro, l'arbitro lascia correre perché palla viene data, adesso si è fatto male in mezzo al campo, pensiamo Crampi, perché si è fermato Baggio a dare una mano al suo compagno di squadra, in effetti si ferma anche, fischia anche l'arbitro perché c'era questo uomo a terra con Crampi anche per Pilotto, mi pare di vedere, si è messo a terra, ne approfittano i giocatori per bere, adesso il caldo si sente, è stata una partita che si è giocata a ritmi decisamente alti, quindi sono tristissimi in casa Godigese, li stiamo guardando, sia Pozzebon sia Favero con questa palla che non ha voluto saperne di entrare in gol, palla sbattuta sul palo, poi un groviglio di uomini e palla che è arrivata facilmente tra le mani di Rallo, che l'ha fatta sua gettandosi a terra. Veramente la sfortuna per la formazione di Mauro Conte, che prova ancora a spingere in avanti, non c'è nulla, dice Perosin che la prende, poi la perde, Favero che anche lui la perde e la buttano in avanti quelli della Godigese. Ormai secondo me bisognerà provare a velocizzare ulteriormente. Cosa c'è? C'è un altro uomo a terra, c'è Perosin ancora a terra, ha preso un pestone mi pare, quindi Perosin a terra. È chiaro che adesso ogni momento è buono per fermare e per rallentare da parte del Conegliano, quindi ci sta tutto. Doppio cambio per Mauro Conte che la butta tutti nella mischia, perché o si fa o non si fa nulla. E allora 15 e 14 pronti ad entrare, quindi sono Bedin e Barbieri. Bedin e Barbieri. Esce Pilotto, no, esce il 5 Pellizzer, ed esce Barbieri. Chi è uscito? Il 3 dopo? Sì, ok. Prego. È uscito Capitan Pilotto che ha dato la fascia, immagino, a Baggio. Sì.
Attenzione, prova a spingere ancora il Conegliano, viene in azione difensiva la formazione della Godigese che adesso deve scaraventarsi in avanti, deve scaraventare palla e linee tutte in avanti perché altrimenti la situazione può andare solo a favore del Conegliano. 33 minuti di gioco qui al Comunale di Castello di Godego, dove le due formazioni si affrontano per il primo turno, per la fase regionale, primo turno dei playoff. L'incontro era tra la Godigese ed il Conegliano, è ancora tra queste due squadre che si stanno combattendo. Attenzione, Conegliano con questa palla e c'è il raddoppio del Conegliano, c'è il raddoppio di Conegliano con Buanello, ve l'avevo detto. Guanello e Urbanetto sono due che la porta l'hanno sempre vista e Guanello particolarmente quest'anno, insomma, quando è entrato ha sempre colpito e adesso non so cosa dire. Guardando Mauro Conte posso dire che è finita, perché un 2-0 così, signori miei, è difficile anche da recuperare. 34 e 45 secondi, quindi abbiamo 10 minuti più eventuale recupero, se ci sarà, e ci sarà perché sono stati numerosi i cambi, quindi si giocherà per parecchio ancora, però una situazione, il raddoppio è arrivato e hanno colpito i due che quest'anno hanno trascinato questo Conegliano lì davanti, insomma, per giocarsi queste partite, questi palloni, con Urbanetto e Guanello, coppia che insomma eccola qua. E allora andiamo a vedere. Noi ringraziamo naturalmente chi ci ha accompagnato in questa avventura qui a Castello di Godego, e cioè la ditta Barazza e naturalmente Alfieri, che ci hanno accompagnato con la sponsorizzazione di questa gara. E allora 14, entra il 14 per la compagine di Conegliano, entra Masoc, sì, esce il numero 7, esce Faraon, mentre l'ultimo tentativo, insomma, di Mauro Conte butta anche nella mischia il numero 18 che è Pilotto. Allora Pilotto dentro per Oudab. E allora adesso sono anche ammirevoli questi giocatori della Godigese, perché, signori miei, hanno attraversato una quindicina di giorni che io non avrei voluto passare. Sono andati dalla possibilità di vincere il campionato alla possibilità, anzi alla certezza, di trovarsi esclusi con la sconfitta contro il Calvinoale. Poi si giocano questo primo turno contro il Conegliano, che arriva qui, mette dentro il primo gol, legittima la miglior partita fatta sicuramente, e poi segna il raddoppio. E a questo punto, secondo me, signori, c'è poco da dire per la formazione di Mauro Conte. 37, poi verrò smentito, per carità, però 37 minuti di gioco, 8 minuti più recupero, tutti da giocare, ma bisogna scaraventare palla in the box, come dicono gli inglesi, perché altrimenti non c'è nulla da fare. Viene avanti anche Bisetto che scaraventa a lungo il pallone, e allora tutto indietro ancora per Osin, che ci mette la faccia, sicuramente adesso si accascia perché colpito anche duro. Vediamo, sì, si mette a terra chiaramente, insomma, no, ha preso una pallonata in faccia. Allora, se vogliamo, però insomma la pallonata c'è stata tutta, quindi
quello che forse non è piaciuto è che ha guardato la fine dell'azione e poi ha detto vabbè, intanto mi butto intanto. Ma queste sono un po' le furbate dei giocatori, ma diciamo che ci sta, dai, ci sta. 38 minuti. 38 minuti. Adesso c'è qualche diatriba tra tifosi, ma sempre controllata e quindi nulla di preoccupante. È costretto ad uscire dal campo Perosin per un momento, perché la pallonata l'ha presa, La pallonata l'ha presa da vicino. 39 minuti di gioco, sì, lo vedo anche traballare un pochino, quindi sull'occhio. Vabbè, la partita può ricominciare. Rallo che la rinvia lunga oltre la metà campo, Baggio a colpire e a metterla fuori sui piedi di Favero che la scaraventa in avanti. Pozzebon aveva provato a vedere se aveva lo spazio per andare al tiro, non ce l'ha fatta e quindi nulla di fatto. È un Pozzebon un po' nervoso anche lui, chiaramente ha subito un po' di botte quest'oggi perché la marcatura è stata abbastanza dura, abbastanza severa da parte della coppia centrale del Conegliano. Ancora spinge in avanti la formazione della Godigese che, lo ricordiamo, non molla, viene in avanti Favero che a me personalmente è piaciuto poco. Poi nel secondo tempo, quando l'abbiamo cominciato a criticare un pochino, ha incominciato a farsi vedere sulla sua fascia, però insomma nulla di che, forse qualche cosa in più ci aspettavamo da questo giocatore che, lo ricordo, però attenzione, è un 2003. Con le mani il Conegliano prova il rinvio, c'era il fallo su Masoc e quindi si potrà riprendere con una punizione a favore del Conegliano sul 2-0. La compagine coneglianese veleggia sulle onde di questo successo importante che proietta la formazione di Stefano Andretta verso la seconda fase, il secondo turno dei playoff. 40° minuto di gioco, aspetto di vedere quanto recupero sarà dato e poi andrò nel tunnel degli spogliatoi per effettuare poi le interviste con chi vorrà parlare, naturalmente sia da una parte che dall'altra, ma ancora ci saranno atmosfere diverse. Attenzione, Masoc che viene in avanti, va a prendersi la palla, ma era in fuorigioco Kais. Era in fuorigioco Kais, si alza la bandierina tempestivamente. 41 minuti di gioco, quindi 4 al termine più eventuale recupero, e vedremo con tutti i cambi che ci sono stati, sicuramente si gioca per 5 o 6 minuti, quindi andremo a giocare oltre il 50°. Palla che viene allontanata in fallo laterale. Adesso un po' di agitazione ce l'ha anche Stefano Andretta sulla sua panchina, che sta soffrendo perché vorrebbe che la partita finisse velocemente in questo caso. Altra palla alla viva il parroco, come si suol dire, palla che va addirittura nell'altro campo. Sono terminati i palloni, vediamo. L'arbitro dice che ce n'è uno dietro la porta e allora si va a recuperare con Rallo che non ha nessuna voglia di andare a recuperare il pallone. Una spinta di Gibril ed il volo bellissimo del portiere Rallo. Mette dentro questo pallone, il colpo di testa di Pozzebon, ma nulla di fatto. Oggi non è giornata nemmeno per lui. Ripeto, però ha usufruito anche di poche palle lì davanti, non è stato rifornito a dovere e con importanza. Rallo pronto al rinvio, oltre la metà campo ci sono 4 uomini del Conegliano, 5 uomini della Godigese, va proprio sulla fascia sinistra del campo per trovare Kais che spinge il suo uomo. Ha ragione il giocatore della Godigese, il numero 14 Barbieri. 43 di gioco, 2 al 90° e poi vedremo quanto recupero verrà concesso.
Baggio, indietro tutto con Bisetto che prova il lancio lungo oltre la metà campo abbondantemente, Gibril di testa, poi viene a sostegno ancora il numero 14 Barbieri, però siamo sicuramente agli sgoccioli di questa partita e di questa anche avventura della Godigese per quanto riguarda questo primo turno dei playoff che oggi qui a Castello di Godego ha visto il Conegliano brillare per 2-0 per il momento e portarsi a casa il primo round che proietta la formazione di Stefano Andretta verso il secondo turno, quello di domenica prossima in quel di San Donà. Noi pensiamo di esserci, pensiamo di andare a seguire anche la partita tra San Donà e Conegliano, vedremo quello che succederà. Palla che rimane fuori, palla che va data con una spinta in avanti ancora da parte del Conegliano, 44-29-30 in questo secondo. C'è il pallone che non arriva più perché Rallo se lo stava imboscando. Vediamo quanto viene dato di minutaggio da recuperare per quanto riguarda il recupero. 44-49, 44. Siamo agli sgoccioli del secondo tempo, solo il recupero, vi dicevo qua, 7, avevo visto un altro colpo di testa bellissimo, questa volta è fortunata la Godigese, però insomma sul 2-0 c'era poco da essere fortunati. Allora io stacco, provo a parlare eventualmente con il secondo microfono dal tunnel, ci risentiamo tra un paio di minuti, scendiamo, seguiamo questa azione prima? Allora seguiamo questa azione con il calcio d'angolo che batte Perosin. Dopo una traversa colpita dal Conegliano, ancora in proiezione offensiva, traversa, palla, la mette dentro, arrivano sempre prima, no, questa volta arriva Gibril e gli si commette fallo, quindi andiamo a fermarci qui e noi ci risentiamo dal tunnel. E allora io ci dovrei essere e mi sono perso il terzo gol del Conegliano che in questo finale di gara ha legittimato ulteriormente la partita, la gara, partita che si è messa male per la formazione di Castello di Godego già nel primo tempo con il gol di Urbanetto. Poi il raddoppio è arrivato nel secondo tempo, ma insomma già a giochi fatti, insomma, diciamo. Quindi è una Godigese che è costretta a lasciare questo campionato con molte
qualcosa non ha girato nelle ultime partite, anche come dicevo prima a livello di arbitraggi un po' particolarmente punitivi nei confronti della squadra di Mauro Conte, e poi qualcosa che si è perso lungo il tragitto di questo faticoso campionato, che è stato veramente bello quest'anno, che ha visto la vittoria appunto del Calvino Ale proprio contro la Godigese, e adesso sta vivendo questi play-off che al primo turno portano avanti sicuramente, a meno che di un cataclisma. Insomma, il tiro ancora di Kais che viene parato, ma c'era la posizione di fuorigioco da parte della compagine del Conegliano, da parte della compagine coneglianese, sì, con Kais, colpo di testa che viene ancora dato a sostegno a metà campo, cerca di andarselo a prendere con Favero che ci mette il piede, la butta dentro, la butta in avanti. Beh, non devono fare altro, a questo punto non si può chiedere di giocare a nessuna delle due squadre che hanno dato molto quest'oggi qui al Comunale di Castello di Godego, con palla che viene data da giocare, manca poco qui al Comunale di Castello di Godego con l'arbitro Gallo, che ha fischiato. C'è ancora da giocare qualche minuto, pensiamo, quindi al momento non ho l'ausilio del cronometro, e quindi possiamo solo capacitarci di questa nuova salita in avanti da parte della formazione della Godigese, che vengono messi a terra i giocatori, e allora c'è punizione da battere per quanto riguarda la compagine di Castello di Godego. Arriva Baggio a sostegno dal suo compagno di squadra, poi ancora in avanti con Favero che va sul fondo, la mette dentro, il pallone che viene messo fuori da Rallo. C'è un altro calcio d'angolo a favore della formazione di casa Godigese che va alla battuta, butterà in mezzo all'area di rigore questo pallone per provarci almeno a segnare il gol della bandiera, come si suol chiamare, come si suol dire. Vediamo la palla che va dentro sul secondo palo, ma è troppo lunga, non riesce a farci niente con questo pallone che è arrivato alto, e quindi nulla di fatto per quanto riguarda la formazione di Mauro Conte, che è qui a 2 passi da me si è seduto in panchina, così pure Stefano Andretta, seduti in panchina i due tecnici che hanno seguito poi prima in piedi appunto la gara. Rallo intanto si prende tutto il tempo necessario per il rinvio lungo oltre la metà campo, pallone che viene conquistato di testa da un giocatore della Godigese che rimane a terra. Poi la partita ormai non dice più nulla, è finita, dicono anche dagli spogliatoi e dalle tribune, quindi vedremo quello che succederà adesso con la palla gettata in avanti per Gibril, con Rallo che va a conquistarsi palla. Vediamo se il direttore di gara ha il fischietto in bocca. Non ancora, attende ancora per far giocare fino all'ultimo questi minuti di recupero. Se ne va il giocatore del Conegliano, c'è il fallo, ma l'arbitro dice che può bastare, e quindi termina qui l'incontro, che a Castello di Godego vede la formazione del Conegliano battere per 3-0 la compagine della Godigese, e vediamo se riusciamo ad avere qualcuno ai nostri microfoni. Stefano, aspetta un attimo. Sì. Vediamo se riesco ad avvicinare Mauro Conte. Vediamo se riesco ad avvicinare riusciamo ad avvicinare Mauro Conte, se riesce a parlare, e se vuole parlare soprattutto. Vediamo se riusciamo ad averlo con noi. Mauro, vuoi dire 2 parole? Ok. E allora gentilmente Mauro Conte arriva
arriva ai miei microfoni. Allora ci mettiamo qui. Mauro, veramente non so cosa dirti perché a parte la partita di oggi, sfortuna è stata grande. So c'è solo da dire bravi ai ragazzi, perché oggi l'abbiamo interpretata bene, il risultato è pesantissimo per quello che è stato il campo. Abbiamo fatto la partita, abbiamo preso un gol su un errore tecnico che ci sta, abbiamo avuto le palle per riprenderla. Se devo dire una cosa, siamo stanchi di questi arbitraggi. C'è un rigore clamoroso con una maglia lunga 2 metri e vuol dire fare 1-1, non farlo. Adesso è brutto perché Conegliano ha fatto una buona partita, bravi e vanno avanti, però è ora di finirla. Sì, e non è solo questa lamentela di questa partita. Ci sono video ovunque, esatto, e quindi esatto. Però succede. Io non voglio attaccarmi a queste cose qua, ringrazio i miei giocatori per l'annata che hanno fatto splendida, peccato queste ultime 2 partite dove gli episodi sono stati a sfavore, qualche errore nostro, ma tanti episodi da rivedere, perché adesso va ben tutto, però anche la gestione dei cartellini gialli secondo me l'ho commentata anch'io. Il numero 5 del Conegliano ha fatto 8 falli, dagli un giallo e vediamo se ne fa 8. Su questo sì. Quindi è brutto lamentarsi, no. non voglio. No, ma ti conosciamo, Mauro, se hai protestato e ti sei lamentato. Stiamo esagerando. Esatto. Ecco. Ti lascio agli ultras, io non ti chiedo se non rimani perché è troppo presto. No, adesso buttiamo via sta scottatura, esatto, perché dispiace non aver concluso al top con la ciliegina una stagione perfetta, fatta di lavoro, di sacrifici. Bravi di nuovo i ragazzi, brava la società che ci mette in condizioni di lavorare. Adesso mi prendo una settimana di riposo e dopo deciderò. Ciao Mauro, ciao, in bocca al lupo. Allora ringraziamo Mauro Conte, lo ringraziamo per essere stato qui con noi, perché non è semplice, signori miei. Vediamo se riusciamo ad avere qualcuno del Conegliano che prima mi ha promesso appunto Stefano Andretta. Vediamo, io vado da questa parte, Enzo, se eventualmente salta il collegamento poi ci rientriamo e quindi non ci sono problemi. Vediamo se c'è qualcuno del calcio conegliano qui, vediamo se riesco a trovare, allora, vedo tutti meno Stefano Andretta, allenatore del Conegliano, che mi è scappato, e quindi allora aspettiamo un attimo. Allora Enzo, dovrei avere Stefano Andretta, che è leggermente bagnato. Ha fatto la doccia. Ma di prosecco o di vino normale? Solo champagnino. Solo champagnino. Allora. Sì. Allora abbiamo a Mauro Conte ho fatto i complimenti, perché venire a parlare non è sempre facile in queste situazioni. Partita perfetta oggi il Conegliano. Sì, queste partite sono un po' a livello emotivo molto sentite. Sì, un pochino sì. E quindi la tranquillità, un po' la serenità, anche se si può chiamare serenità tra virgolette, ha pagato un po'. Abbiamo sofferto il primo quarto d'ora, 20 minuti, dove loro si sono schierati in maniera un po' diversa rispetto a quello che pensavamo, e in mezzo campo soprattutto abbiamo sofferto, però poi credo che abbiamo preso un po' la situazione in mano, sapendo che dovevamo comunque vincere a tutti i costi. Ho visto una squadra che non ha mai perso la tranquillità, squadra serena. Non è sempre facile giocare a calcio, soprattutto quando la posta in palio è così alta, ma credo che oggi abbiamo dato una dimostrazione di maturità, sicuramente di consapevolezza, e secondo me possiamo ancora alzare il livello della qualità, perché adesso bisogna tenere alto livello. Dimmi se sbaglio, ho visto un Perosin ai vecchi tempi.
non lo vedevo da tanto così deciso lì in mezzo, ma soprattutto ordinato. Non per fare nomi, però no, ma io credo che oggi siamo stati tutti, oggi avevamo bisogno di 11 più tutti i ragazzi che sono entrati alla panchina, prestazioni importanti, perché altrimenti è difficile portare a casa il risultato in questi terreni contro queste squadre qui. Quindi oggi credo che la cosa fondamentale è che ha vinto la squadra ha fatto una prestazione importante sotto tanti punti di vista, sappiamo dove dobbiamo migliorare, ma credo che alla fine sia stata una vittoria assolutamente meritata. Come abbiamo sempre detto durante l'anno, hai due giocatori, Urbanetto e Guanello, che quando entrano questi la portano, non lo so, puoi metterli anche da un'altra parte, ma qualcosa fanno. No, io ho sempre detto, al di là che oggi abbiamo vinto, per cui è un po' facile parlare, io ho un organico veramente importante, ho la possibilità di cambiare, ho la possibilità di far rifiatare, ho la possibilità di fare delle scelte, e il ringraziamento mio a oggi è quello che tutti quanti hanno sempre accettato qualsiasi tipo di scelta e si sono messi a disposizione. Oggi quelli che sono entrati alla panchina sono stati determinanti, perché entrare in partita in corso, in una partita difficile, quando i ritmi comunque sono alti, entrare ed essere decisivi significa che tu sei sul pezzo, significa che l'obiettivo è comune, e questo è un plauso che faccio a questi ragazzi, al di là, ripeto, che oggi è andata bene, ma già li avevo ringraziati e avevo studiato questo aspetto qua durante la fase della preparazione alla partita. Lo sappiamo tutto, abbiamo perso delle occasioni durante il campionato per limiti nostri, per errori nostri, però adesso possiamo divertirci, nel senso che non abbiamo nessun tipo di pressione, siamo consapevoli di essere una buona squadra, chiaramente le partite sono partite secche, quindi da dentro fuori, adesso ci godiamo questo primo passaggio e andiamo a San Donà e vediamo un attimino quello che riusciamo a fare. Me l'avevi detto questo in settimana, ma giochiamo liberi, tranquilli, io ti ho detto, sì, dipende da loro come arrivano anche con la testa, se hanno subito questa onta, diciamo, di aver perso il campionato, cosa che è stata abbastanza dura, no? Adesso vai a San Donà, dove li avete costretti al pareggio, saranno arrabbiatissimi loro, ma a voi non vi interessa, perché arrabbiati anche qui. No, ma è chiaro che la Godigese, venendo da una parte finale del campionato dove oggettivamente aveva in mano un po' le proprie sorti, poi per motivi diversi non sono riusciti a portare un campionato che fino alla fine era loro. Adesso andiamo a San Donà, ma noi a San Donà loro possono essere arrabbiati, noi vincendo a San Donà saremo arrivati secondi e saremo stati noi a giocare poi nel proprio campo direttamente la partita di domenica prossima, per cui noi abbiamo fatto correttamente quello che doveva essere fatto, ma per noi stessi. Quindi il San Donà, mi dispiace, io ho allenato il San Donà, per cui ho anche delle persone a cui tengo in maniera particolare, però cosa dovevamo fare? Non giocarla per permettere loro di fare gli spareggi. Noi abbiamo buttato via, ripeto, un po' prima il fatto che potevamo giocarcela un po' di più. L'ultima partita a San Donà potevamo arrivare secondi, non ci siamo riusciti, vedremo un po' domenica prossima, ma al di là di questo è lo sport. Ci sentiamo domenica prossima allora, in bocca al lupo. Grazie a voi, Crepi. Bene, concludiamo qui il nostro collegamento da Castello di Godego, abbiamo sentito le versioni delle due campane in pratica, Conegliano e Godigese. Noi ci fermiamo qui, diamo la linea allo studio e ci risentiamo domenica prossima da San Donà per San Donà Conegliano. In collaborazione con